Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca e gli approfondimenti di questo sabato che purtroppo si apre con gli aggiornamenti sull'ennesima tragedia sul lavoro che si è verificata ieri pomeriggio in provincia di Treviso. A Mareno di Piave un operaio indiano di 60 anni è morto schiacciato da una vasca di calcestruzzo che stava pulendo. La procura di Treviso sta indagando sull'accaduto assieme allo Spisal con il supporto dei carabinieri. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra Elena dal Forno. Buongiorno Elena. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3, insieme a me Tommaso Migot per la parte tecnica. Hai detto bene, la Procura di Treviso ha appena aperto un'inchiesta per verificare le cause della morte di questo operaio sessantenne, Sankinder Singh, di origine indiana. Ieri Marino di Piave, in questa azienda che si chiama Ceda, purtroppo è deceduto mentre stava pulendo un carrello, stava lavorando in una scala al lato di una tramoggia posta in quota quando è rimasto proprio schiacciato dal carrello di questa lavorazione. Quindi diciamo sono state chiarite le cause, però chiaramente adesso la Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le responsabilità di questa morte. Ovviamente siamo qui davanti alla stazione dei Carabinieri di Treviso che ci hanno confermato che le indagini vengono fatte dallo Spisal. Scusate, mi passa un'auto, quindi non volevo. Vengono fatte dallo Spisal, che è il servizio per la sicurezza degli ambienti di lavoro, quindi tutte le indagini verranno fatte da loro. Ieri sono intervenuti carabinieri chiaramente di Conegliano, l'ULS, hanno fatto tutte le verifiche del caso, ma poi ovviamente le indagini vengono riservate allo Spisal. Ieri abbiamo anche parlato con alcuni amici, alcuni familiari dell'operaio indiano morto, quindi io ti restituisco la linea lanciando proprio queste immagini e queste dichiarazioni che sono state prese ieri sera a caldo. E ti restituisco la linea, Marta. Che amico era? Carattere, com'era? Simpatico, tranquillo? Non lui contento, tranquillo. Sì, lavoratore, mi piaceva lavorare, no? Tanti anni. Ah sì, era tanti anni? Lavorava qui da tanti anni? Non so tanto. Da quanto tempo era in Italia invece? 10 anni. Lui non so. Ah ok. Non so. Quanto anni che è in Italia lui? No, una domanda, da quanto tempo era qui in Italia? Più di 30 anni. Più di 30 anni. Forse più così. Quindi era come a casa? Ancora qua? No, l'hanno portato via adesso. Anche niente altri in quel momento? C'è la famiglia, abbiamo visto una macchina, pensiamo che sia la famiglia di Ancora la famiglia qua? Sì. Dentro? Sì. Voi uscivate con lui? Vediamo. Siete amici? Sei il figlio? Una parola per ricordare tuo padre, veramente. Che persona era papà? No, bravo persona. Brava persona. Da quanti anni siete in Italia? Tanti posso andare 20 anni qua. Ecco, queste dunque le interviste raccolte ieri sera davanti alla fabbrica dopo che si era appunto appresa la notizia della tragedia. L'operaio sessantenne, l'avete sentito, era in Italia da molti anni, si era trasferito qui con la famiglia, abitava non a Mareno ma nel limitrofo comune di Santa Lucia di Piave, nella frazione di Sarano, dove tra l'altro la comunità indiana è molto numerosa e dove il sessantenne era molto conosciuto ed integrato, una persona apprezzata e stimata che raggiungeva il lavoro in bicicletta proprio come aveva fatto ieri. Un'operazione, quella di pulizia del carrello in calcestruzzo che aveva compiuto tante volte. Che cosa sia accaduto lo dovranno ora accertare le indagini. Certo ieri era anche una giornata estremamente
estremamente calda, temperature molto elevate sul tetto del capannone. Potrebbe anche essere stato un malore a determinare l'incidente. Naturalmente lo accerteranno le indagini che sono in corso da parte dello Spisal. Questi dunque quelli che sono gli aggiornamenti relativi a questa notizia che naturalmente ha suscitato i commenti sdegnati dei sindacati che all'ennesima tragedia sul lavoro chiedono che venga fatto di più per prevenire questi incidenti. Chiudiamo quindi questa pagina. Chiedo alla regia se abbiamo notizie da Rosà, perché c'è un'altra notizia di cronaca, ve ne abbiamo parlato anche nelle edizioni dei giorni scorsi relativamente alla fuga di gas che si è verificata, fuga di gas che già da praticamente 2 giorni e mezzo sta mettendo in crisi l'intera viabilità dell'area. La situazione che sembrava in via di risolvimento in realtà è ancora estremamente critica, tant'è che l'ANAS questa mattina ha confermato che la strada è chiusa proprio perché potrebbe esserci una sacca di metano ancora nel sottosuolo con tutti i rischi del caso. Ci aggiorna Mirko Cavallin. Buongiorno da Rosà, frazione di Cusinati. Sono al centro della statale 47 che è chiusa praticamente dalle 17 di giovedì pomeriggio. Una fuga di gas segnalata dai residenti dopo i lavori per la fibra ottica. Si è lavorato per 24 ore. Ieri sera la statale 47 è stata riaperta intorno alle 20, ma dopo meno di un'ora è stata chiusa di nuovo perché è stata segnalata un'altra fuga di gas. I residenti sentivano odore appunto di gas grazie anche ai rilevatori chimici che erano stati distribuiti, e qui si è scavato già da ieri sera in altri 2 punti nel marciapiede vicino a quest'area. Ecco, con Renzo Rigono mostriamo anche tutte le finestre aperte sopra di questo edificio, ma è l'indicazione che i vigili del fuoco hanno dato anche a tutti i residenti della zona. In alcune abitazioni, proprio quelle che insistono qui sull'incrocio, è stata tolta la corrente e ovviamente l'alimentazione di gas. Ieri sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Italgas per rilevare la fuga, cosa che continuano a fare perché c'è stato questo problema questa notte. Ieri si è lavorato al centro della carreggiata e vediamo i 3 rappezzamenti di 3 scavi, questo che vedete adesso con Renzo, poi qui a sinistra c'è un altro più piccolo lungo via Sacro Cuore e poi un altro più avanti. È una situazione di disagio ovviamente per il traffico, perché la statale 47 unisce Bassano con Cittadelle, anche tutte le vie laterali. 3 chilometri di chiusura, 1,5 chilometri a sud verso Cittadella, 1,5 chilometri a nord verso il centro di Rosà, e all'altezza del Duomo di Rosà appunto c'è la prima chiusura. E già qui sul posto da ieri è tornata anche questa mattina il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira. Allora sindaco, ieri sera avevamo un po' tirato un sospiro di sollievo per la riapertura della strada, invece dopo poco c'è stata una nuova chiusura, cos'è successo? Sì, diciamo che ha stupito anche noi, nel senso che sapevamo che si era lavorato tutto il giorno per ripristinare la strada e quindi poi consentire la viabilità, però c'è stata una segnalazione da parte dei privati che appunto lamentava presenza di gas, e quindi con l'intervento dei vigili del fuoco hanno verificato che c'era un accumulo, e quindi stanno lavorando adesso per far uscire il gas, per sfiatare, per rimettere in sicurezza la zona, ma in questo momento non ci sono le condizioni e soprattutto non conosciamo nemmeno quali saranno bene i tempi. Serve pazienza, ci sono dei professionisti che stanno lavorando, ci sono i vigili del fuoco, c'è Italgas, si sta operando con la massima professionalità, però purtroppo questo è quello che prevede la situazione
situazione, quindi non si può fare di meglio. Il tema del disagio che hanno i residenti ne siamo consapevoli, delle attività che sono lungo la statale, insomma ci stiamo facendo portavoce di questo, e poi c'è un tema viabilistico importante. Fortunatamente non sono sabato e domenica, non sono 2 giornate di lavoro, però c'è il tema del traffico pesante, dei bus che devono passare lungo la statale. Ecco, già ieri infatti abbiamo visto le frazioni andare ad intasarsi. C'è stata un'unica evacuazione per alcune ore riguardo alla famiglia dell'abitazione alle sue spalle, ma per il resto nessuno è stato evacuato, quindi sono tutti qui, per quanto senza corrente elettrica e senza gas. C'è una famiglia che non è presente, che appunto, vista la situazione, ha preferito allontanarsi, però sì, i residenti sono qui. Infatti noi stiamo chiedendo anche di monitorare tutte le abitazioni che sono qui limitrofe. Ecco, fortunatamente possiamo dire oggi sì, fortunatamente c'è il bel tempo, c'è il caldo, quindi le finestre rimangono aperte, purtroppo anche di giorno, ma è quello che richiede appunto la normativa. Tema traffico, sindaco, appunto lo si è visto, è un tema ovviamente marginale, ma ieri si è vista la conseguenza, lunedì probabilmente, se ancora la situazione sarà questa, qui torna il problema di questo asse nord-sud che non ha alternative di fatto. Non è per nulla marginale il tema traffico per Osà, il tema viabilistico per Osà. Continuiamo a dirlo, anche davanti a una situazione come questa si pone il problema di deviare, di avere una viabilità che consenta di deviare chi comunque ha necessità di spostarsi per sicurezza, per lavoro, per necessità, insomma, e purtroppo la statale che attraversa l'intero abitato di Rosà nord-sud apporta un traffico, insomma, che tutti noi conosciamo, lo sosteniamo da tempo. Il tema è anche il traffico est-ovest, in realtà, perché le nostre arterie sono impegnate pesantemente da chi attraversa il nostro territorio, anche per immettersi in pedemontana, banalmente, perché sappiamo che l'accesso della pedemontana è a nord di Rosà. Poi noi siamo d'accesso a Bassano e siamo d'accesso a nord, quindi a Trento, alla Valsugana, tutta al Brennero. Un punto cruciale di tutto il Veneto. Allora, qui Italgas, i tecnici, i vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione. Grazie intanto al sindaco, vi restituisco la linea in attesa anche nelle prossime edizioni di altri aggiornamenti. La cronaca ora dalla provincia di Treviso con i carabinieri di Mogliano che hanno denunciato in stato di libertà un 50enne residente a Preganziol, noto alle forze dell'ordine per i reati di minaccia aggravata e porto di arma impropria. L'episodio risale a giovedì sera intorno alle 23, quando una lite per futili motivi è scoppiata in strada tra l'uomo e 2 fratelli albanesi, suoi vicini di casa di 30 e 32 anni. Nel corso dell'alterco il 50enne avrebbe estratto una pistola puntandola contro i 2 giovani e minacciandoli di morte. Immediato l'intervento dei carabinieri, allertati dalle stesse vittime, ha permesso di rinvenire l'arma, una fedele riproduzione di un revolver priva del previsto tappo rosso, occultata all'interno dell'imbottitura dei cuscini del divano dell'abitazione dell'uomo. L'arma è stata sottoposta a sequestro ed il responsabile denunciato. Ed ora un'indagine della Polizia di Stato di Udine nell'ambito di badanti con soggiorno illegale di badanti. Sono state arrestate 7 donne, 22 sono state denunciate. L'indagine da Udine arriva anche in Veneto, dove appunto lavorano alcune di queste badanti. Sentiamo. La Polizia di Stato, al termine di un'articolata indagine condotta dalla squadra mobile di Udine e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 7 cittadine georgiane e denunciato in stato di libertà altre 22, tutte impiegate nel settore dell'assistenza domiciliare. L'operazione fa seguito a un'indagine analoga svolta lo scorso gennaio, che aveva già fatto emergere un sistema di falsificazione documentale finalizzato a ottenere illecitamente l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi italiani. Tutto è partito dalla segnalazione di un responsabile di una cooperativa
cooperativa di badanti con sede a Udine, insospettito dalla nazionalità di alcune lavoratrici, ha consegnato agli investigatori un elenco di nominativi. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che le donne, tutte di origine georgiana e di età compresa tra i 24 e i 66 anni, si erano dichiarate cittadine comunitarie, presentando documenti di identità apparentemente rilasciate da paesi come Slovacchia, Polonia, Bulgaria. Grazie a questi documenti falsi erano riuscite a ottenere un codice fiscale italiano riservato ai cittadini UE e ad accedere regolarmente al lavoro nel settore della cura alla persona, beneficiando di servizi sanitari e fiscali pur non avendone i requisiti. Successivamente molte di loro si erano spostate in altre province italiane, rendendo necessarie perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L'operazione infatti ha interessato numerose città. Oltre al Friuli Venezia Giulia sono state coinvolte le province di Bolzano, Milano, Treviso, Macerata, Padova, Roma, Firenze, Napoli, Trento, Prato e Aosta. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 21 documenti di identità falsi, codici fiscali, attestazioni e contratti di lavoro stipulati utilizzando false generalità. Le 7 donne arrestate si trovavano 3 a Bolzano, poi Udine, Milano, Treviso e Macerata. Le altre 22 sono state denunciate per lo stesso reato. Gli uffici immigrazione stanno ora valutando la posizione di ognuna e in assenza dei requisiti per il soggiorno regolare si procederà con l'espulsione. Le indagini proseguono per identificare i soggetti che hanno fornito i documenti falsi dietro compensi che oscillavano tra i 300 e i 600 euro. Si lavora anche per verificare se lo stesso modus operandi sia stato utilizzato da altri gruppi criminali stranieri per ottenere una presenza legale sul territorio italiano, magari finalizzata alla commissione di ulteriori reati. Muore dopo una camminata in solitaria sul Grappa. Il suo corpo è stato ritrovato ieri in un camper alle Meatte. Sentiamo. Macabra scoperta per un gruppo di escursionisti che nel parcheggio delle Meatte, sul massiccio del Grappa, in territorio comunale di Pieve del Grappa, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno di un camper. I testimoni hanno notato infatti le porte spalancate del veicolo e dentro una persona riversa a terra immobile. I turisti hanno provato a chiamarla, non ricevendo risposta hanno subito allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Loris Kuman, 53enne di Solagna. L'uomo, che abita all'estero dopo la separazione dalla moglie, era tornato in paese per trovare i figli e dimorava nel suo camper. Aveva raggiunto qualche giorno fa il Grappa per trovare refrigerio dalle alte temperature della pianura. Con ogni probabilità ne aveva approfittato per una camminata in solitaria sui sentieri del massiccio, a seguito della quale avrebbe accusato un malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, per i rilievi carabinieri che sono rimasti sul luogo del decesso fino a che il corpo non è stato recuperato dall'agenzia funebre. Sconvolta la comunità di Solagna, dove Kuman era conosciuto e ben voluto, si era allontanato da qualche anno dal comune della Valbrenta per raggiungere l'Europa dell'Est, dove si era trasferito, ma tornava in Italia appena poteva per trovare i suoi figli. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Castelfranco Veneto in attesa della sepoltura. Decisamente da dimenticare questi giorni di vacanza per una famiglia di Noventa padovana. Nella loro abitazione ieri sera si è sviluppato un incendio. Vediamo. Mancavano pochi minuti alle 20 di venerdì quando ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di aiuto da Noventa Padovana. Un incendio si era sviluppato in un'abitazione di via Benvenuto Cellini e il fumo era stato visto uscire dai vicini. Con il supporto dell'autobotte i pompieri hanno spento le fiamme che avevano già coinvolto, anche se in modo lieve, il tetto dell'abitazione. Le cause dell'incendio, secondo le prime indagini condotte anche dal funzionario di guardia presente sul posto, sarebbero da attribuire a un guasto di tipo elettrico, forse una presa difettosa. In quel momento non c'era nessuno all'interno dell'abitazione perché i proprietari sono in vacanza, dove li ha raggiunti la notizia. Cannabis, cocaina, chetamina e droghe sintetiche. Il 12% degli studenti trevigiani le ha provate già dai 14 anni e cresce il numero di ragazze che si rivolgono alle strutture di riabilitazione. Il bilancio del CEIS di Treviso dei primi 6 mesi del 2025 è allarmante. Da gennaio sono state accolte 135 persone a fronte dei 74 posti disponibili. I dati che noi raccogliamo ci dicono che i ragazzi che noi accogliamo hanno un'età di avvio all'uso di sostanze che è nella media di 14 anni.
Ragazzini, poco più che bambini, che cominciano a fare uso di stupefacenti già alle scuole medie. Si abbassa sempre di più l'età di coloro che assumono droghe nella Marca. Il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno del CEIS di Treviso, la cooperativa che da oltre 40 anni si occupa di dipendenze e salute mentale, offre uno spaccato allarmante di quanto sta accadendo soprattutto ai ragazzi. Il 64% dei ragazzi che noi accogliamo cominciano con i cannabinoidi. Il dato che fa riflettere è che il numero dei ragazzi che cominciano con i cannabinoidi è superiore a quello dei ragazzi che si avviano al mondo delle sostanze con l'alcol. Poi proseguono molto spesso con eroina, oppiacei o con cocaina e crack. Dai racconti dei giovani che si rivolgono al CEIS emerge anche un uso sempre più frequente di nuove sostanze psicoattive non ancora classificate come droghe e che i ragazzi reperiscono sul web. Esiste una tabella che contiene tutte le sostanze che al momento lo Stato considera illegali, ma che non sono le uniche presenti nel mercato illegale. Pertanto ci sono molte sostanze, spesso oggetto di sintesi chimica, che sono presenti nel mercato illegale e che si accompagnano a quelle più tradizionali che tutti sono abituati a conoscere. Un altro aspetto che allarma e che conferma quanto accade nelle cosiddette baby gang è la presenza femminile, con una richiesta in continuo aumento di inserimento in comunità da parte di ragazze. Abbiamo una costante crescita nella richiesta dell'accoglienza di ragazze, sì. È un trend che abbiamo già verificato all'interno del 2024 e che per i primi 6 mesi del 2025 si sta confermando. Una notizia che ci arriva ora dal Bellunese e dalla Val di Zoldo, dove sono in corso le ricerche di un escursionista non rientrato ieri da una camminata in Val Pramper. La segnalazione è arrivata dai familiari che non riuscivano a contattarlo, ai quali il 60enne veneziano aveva lasciato detto di voler seguire un itinerario appunto in quella zona. La sua auto è stata rinvenuta parcheggiata all'imbocco della vallata con un biglietto che ne annunciava il rientro per le 14, rientro che non è avvenuto. Sul posto stanno operando le squadre del soccorso alpino della Val di Zoldo e delle zone limitrofe, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco. È stata effettuata una prima perlustrazione dall'alto con l'ausilio dell'elicottero e un altro mezzo è intervenuto poco fa ed è dotato di una speciale apparecchiatura per captare l'eventuale segnale del cellulare. Naturalmente vi aggiorneremo su questa notizia nel corso di questa o delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Parliamo ora di aeroporto, dell'aeroporto Canova di Treviso, con il bilancio dell'attività degli funzionari dell'Agenzia delle Dogane, degli uomini della Guardia di Finanza. Dalle mazzette di denaro nascoste in valigia alla carne priva di certificazione, è davvero ampio il ventaglio dei controlli che sono stati messi a segno anche con l'ausilio delle unità cinofile. Vediamo. Denaro contante, stupefacenti, abiti contraffatti, tabacchi esteri ed alcolici in quantità superiori alle norme. Sono 237 i passeggeri fuori legge individuati nell'ultimo anno dal personale dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza all'aeroporto Canova di Treviso. In particolare, per quanto riguarda il contrasto al riciclaggio e al traffico di valuta, sono stati intercettati complessivamente oltre 550.000 euro a 38 turisti che avevano con sé denaro contante per importi superiori o pari ai 10.000 euro senza la prevista dichiarazione valutaria. Nascosti negli abiti o nei bagagli, i soldi non sono passati indenni ai controlli degli agenti e al fiuto delle unità cinofile Cash Dog. 44 i turisti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, 69 coloro che sono stati sanzionati per incauto acquisto per aver importato prodotti, soprattutto capi d'abbigliamento, con marchi di lusso contraffatti, violando così le norme sulla tutela della proprietà industriale. Per loro multe fino a 7.000 euro. I capi confiscati sono stati poi distrutti nell'inceneritore di Padova. Per quanto riguarda i controlli volti al contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di prodotti alcolici, sono stati sanzionati 21 turisti per aver importato complessivamente oltre 27 kg di sigarette e 5 persone che hanno importato 41 litri di grappa oltre le soglie di legge. Infine i controlli sulle tratte dall'Albania
Tunisia e dal Marocco hanno portato alla scoperta di oltre 350 kg di carne e latticini sprovvisti di etichettatura e certificazione prevista per l'introduzione nella comunità europea. Anche questi prodotti sono stati distrutti. Ed ora una rissa avvenuta a Sacile tra 8 ragazzi minorenni e che si è conclusa con un inseguimento con i carabinieri. Alcuni di questi giovani sono residenti nel Trevigiano. Un pugno in faccia, la fuga e l'inseguimento dei carabinieri. È quanto successo nel tardo pomeriggio di mercoledì tra Piazza del Popolo e la stazione ferroviaria di Sacile. Protagonisti 8 ragazzi, tutti minorenni, divisi in 2 gruppi contrapposti. Da una parte 4 giovani di Sacile, dall'altra 4 coetanei di origine nigeriana, residenti a Treviso, arrivati apposta per un chiarimento. L'incontro era stato concordato per risolvere una discussione nata tra i 2 gruppi. Nulla che sembrasse particolarmente grave, almeno all'apparenza, ma la tensione cresce in fretta, parole grosse, animi accesi e a un certo punto parte un pugno che colpisce in pieno volto uno dei ragazzi sacilesi. Proprio in quel momento a passare in piazza è un'auto con a bordo 2 carabinieri in borghese. L'intervento immediato è fondamentale per evitare che la situazione degeneri. I giovani però non aspettano e si danno alla fuga sparpagliandosi tra le vie del centro. E così scattano le ricerche. I militari si dirigono verso la stazione, ipotizzando correttamente che i ragazzi arrivati da Treviso possano tentare di riprendere il treno per tornare a casa, ed è lì che riescono a bloccarne alcuni. Identificati tutti e 4 i ragazzi trevigiani, italiani di cittadinanza ma di origine nigeriana, tra i 15 e i 16 anni. Per loro è scattata la denuncia. Dopo aver chiarito i contorni della vicenda, i minorenni sono stati autorizzati a fare ritorno alle rispettive abitazioni. Ed ora torniamo a Venezia per parlare ancora una volta di quelle che sono le nozze dell'anno. Ieri sera il matrimonio tra Jeff Bezos e Lorraine Sanchez all'isola di San Giorgio, festeggiamenti che si concluderanno questa sera con l'ultimo evento previsto all'Arsenale di Venezia, appunto, e proprio dall'Arsenale abbiamo in collegamento il nostro Lorenzo Maier con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Marta, a te i nostri telespettatori, buon sabato dall'Arsenale. Arsenale che è in pieni preparativi, come vedete dalle immagini anche di Simone Merlo. Ci troviamo proprio davanti alle torri storiche, l'ingresso monumentale dell'Arsenale, che è un cantiere come lo è stato ieri l'isola di San Giorgio e il giorno prima Madonna dell'Orto, perché ci sarà l'evento conclusivo, anche quello più atteso, anche se l'appuntamento glamour, l'appuntamento clou erano ovviamente le nozze inscenate ieri. Nel suo profilo Instagram Jeff Bezos ha pubblicato una foto che ha già fatto il giro del mondo, oltre che ovviamente di tutti i media della coppia che convolava a nozze proprio pochi istanti prima del sì. Rigorosissima, qui siamo in una zona diciamo della Marina Militare, che poi è stata affidata per gli eventi anche al comune. Voglio ricordare qualche cifra, per esempio qui in Arsenale, dove come sappiamo, come abbiamo documentato, si svolgono eventi anche molto importanti. C'è stato ad esempio il Salone Nautico, ma anche il Salone dell'Artigianato, ci sono delle installazioni della Biennale di Architettura, quindi è un luogo che di tanto in tanto è fruibile alla città. Vela, che è il braccio operativo del comune per questi eventi, che affida gli spazi, ha ricordato un po' le cifre. Affittare per un giorno
l'Arsenale va per una serata va dai 30.000 euro per un evento piccolo ai 100.000 euro per un evento medio e ai 200.000 euro per un evento grande, a seconda anche degli spazi che vengono richiesti. Ma poi ci sono tutti ovviamente i servizi, ad esempio c'è un servizio già di vigilanza da giorni, ancora da prima che gli sposi arrivassero, operativo qui 24 ore su 24, per cui veramente un indotto milionario. Sembra che per questi 3 giorni Jeff Bezos abbia speso solo per quanto riguarda i festeggiamenti qualcosa come 48-50 milioni di euro, un indotto che qualcuno ieri calcolava a stima possa anche raggiungere, addirittura c'è chi dice il miliardo di euro, quindi siamo davvero su cifre stellate e stellari. Non c'è, la giornata di oggi sarà caratterizzata questa sera ovviamente dalla festa, dove c'è chi dice che ci saranno Lady Gaga e Elton John ad esibirsi. Ieri certamente nell'isola di San Giorgio c'erano più poliziotti che non poi quelli che erano gli effettivi ospiti. Coloro che stanno lavorando qui, pensate, la stessa Vera ha dovuto firmare per contratto l'impegno a non filmare nulla, a non portarsi anche per i dirigenti i cellulari, quindi è difficile anche catturare e strappare qualche immagine. Le uniche immagini che ci sono quelli quando questi ospiti vanno in giro per la città o negli appostamenti, in particolare davanti all'Hotel Amman, che pur essendo stato schermato ogni tanto si intravede qualcuno. Ecco, ieri è stato avvistato ad esempio Leonardo DiCaprio in città, ma come dicevo, a parte l'evento Glamour conclusivo che chiuderà questi 3 giorni, la giornata di oggi per Venezia vede anche un altro fronte, il fronte dei contestatori di questo matrimonio, che si troveranno alle ore 17 dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia per una grande iniziativa di protesta. È stato anche preannunciato un possibile tuffo in Canal Grande di alcuni dei manifestanti. Ci saranno poi, dopo il ritrovo alle ore 17, ci saranno anche 4 concentramenti, 4 appostamenti. Sono stati chiamati a raccolta anche i centri sociali, gli attivisti non solo veneziani ma di tutto il nord-est e del nord Italia, quindi anche questa sarà una manifestazione da attenzionare che caratterizzerà il pomeriggio alle 17, da prima dunque dell'evento conclusivo che si aggirerà grosso modo al tramonto sugli orari che ci sono stati anche le sere precedenti, intorno alle 19 su per giù, anche se tutto il programma è circondato molto è avvolto da un riservo assoluto, una grandissima discrezione, nessuno vuole dire nulla, che fa da contraltare invece all'imponente macchina organizzativa che è stata messa in moto. Quindi un'altra giornata importante, quella che concluderà questa 3 giorni che è stata di festa, ma che ha visto davvero proiettati a Venezia gli occhi del mondo, ecco, possiamo dire così. E c'è anche curiosità per capire chi effettivamente ci sarà questa sera. Ad esempio era stato ipotizzato nelle scorse ore anche dell'arrivo di George Clooney, che invece almeno fino a ieri, possiamo dirlo per aver fatto verifiche importanti, non c'era, era a Londra, per cui non si è visto. Non crediamo francamente che ci sia oggi, ma ecco, sarà interessante anche vedere rispetto alle indiscrezioni quelli che saranno poi gli effettivi invitati che arriveranno qui. Ultime 2 cose. I rumors giornalistici dicono che
molti ospiti questa mattina saranno in giro per Murano, per le vetrerie, per anche fare degli acquisti importanti, ma soprattutto per soffermarsi e poter così ammirare i maestri del vetro e le lavorazioni nelle fornaci. Ecco, sarà un fuoriprogramma, sarà interessante capire poi nel pomeriggio come saranno andate le cose, e poi le dichiarazioni rilasciate ieri anche alle nostre emittenti dal sindaco Luigi Brugnaro, che questa mattina sono state riprese anche dai media nazionali, in cui il sindaco ascrive alla città, alla giunta, alla sua giunta, insomma, la scelta di aver invitato attraverso amici comuni Bezos a sposarsi qui a Venezia. Ricordiamo che non è stato celebrato un matrimonio civile, non c'era un ufficiale, era una rappresentazione del matrimonio che per gli effetti civili c'era già stato in America, e quindi Brugnaro, che si dichiara soddisfatto e onorato di questa scelta di essere riusciti a intercettare Bezos perché venisse qui attraverso degli amici comuni, che lo ha invitato nuovamente a venire a Venezia prossimamente, cosa che lui, il magnate, sappiamo fare ogni tanto, e l'ha ringraziato perché Bezos ha donato 3 milioni di euro a 3 organizzazioni che si occupano della salvaguardia di Venezia. Marta, se non hai domande ti restituisco la linea, se hai qualche domanda siamo qui. Grazie Lorenzo per tutti questi aggiornamenti. Naturalmente torneremo questa sera nel corso del telegiornale del Veneto e di Venezia ad aggiornarvi su questa giornata che si concluderà appunto con gli ultimi festeggiamenti all'Arsenale, ma che sarà anche contrassegnata da questa manifestazione di protesta prevista per le 17. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Padova con la nostra Chiara Gaiani. È una giornata particolare quella di oggi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità in vista del concerto evento di Zucchero di questa sera. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 con il collega tecnico con cui siamo, Cristian Roque Allende. Commentavamo la quiete prima della tempesta, in realtà qui è tutto tranquillo, stanno andando su e giù tutti i mezzi tecnici che si stanno preparando, compresa un'ambulanza che appunto poi presiderà lo stadio durante l'evento. Alle mie spalle lo Stadio Gano, alle 21:30 è previsto l'inizio di questo concerto, evento che era stato presentato a fine febbraio dallo stesso Zucchero con il sindaco di Padova Sergio Giordani a Palazzo Moroni. È tutto pronto il piano viabilità, che in realtà era stato già studiato e messo alla prova dalla doppia data degli Imagine Dragons a metà giugno, con una Padova che si candida appunto a ospitare grandi eventi. Dicevamo, intorno allo stadio sono pronti 3 parcheggi, si stanno già anche sistemando tutte le indicazioni. Abbiamo incrociato venendo una pattuglia anche della polizia locale che già era pronta a mettere gli spartitraffico, insomma, che servono per indirizzare le persone che arriveranno. Si aspettano 25.000 persone questa sera. Oltre ai parcheggi attorno alla zona dello Stadio Ganeo sono operativi anche parcheggi scambiatori dalla vicinissima Limena, poi dalla zona Fiera e anche dalla stazione di Padova, da dove partirà a partire dalle 5 un bus navetta fino al cuore della notte. Quindi diciamo che è tutto pronto, sperando ovviamente che vada tutto bene, che sia una grande e bella serata di festa e di musica. Ti do un'altra notizia: per la prima volta all'interno dello Stadio Gano le persone non saranno in piedi, ma sono state sistemate delle sedie, infatti tutti i posti sono numerati. Direi che abbiamo ricostruito che
che cosa dovrebbe accadere dal punto di vista della viabilità stasera. Ovviamente entrate nel sito del comune, dell'organizzazione, se avete il biglietto per non trovarvi in un tappo e nella coda del traffico. E io vi lascio all'intervista che era stata raccolta da Francesco Ratai con Cristian Roque Allende proprio lo scorso 27 febbraio, quando Zucchero era in città e il sindaco gli ha consegnato tra l'altro la medaglia della città, che ha parlato in cui parla Zucchero del suo primo concerto in città. Vi lascio l'intervista, poi la linea può tornare a voi. Io ho debuttato, cioè mi ricordo che fu il primo concerto del tour, se non sbaglio, cos'era il primo concerto? Allo Stadio Appiani il 21 luglio 1989. Come stadio? Esatto. Poi hai fatto Palasport, hai fatto... Ho fatto il primo concerto del tour di Oro, Incenso e Birra, che appunto era uscito nell'89, e me lo ricordo benissimo quel concerto lì. Me lo ricordo perché era pieno ovviamente, ma erano tutti in piedi a quel tempo, eravamo tutti molto più giovani. E avevo una band, per la prima volta riuscii a mettere in piedi una band veramente tosta. Mi ricordo c'era Polo Jones che è ancora con me al basso, eravamo tutti insomma giovani, c'era David Sancious alle tastiere, avevo una parte dei Memphis Sons ai fiati. Avevo per la prima volta 2 coriste, 3 coriste ne avevo, e più insomma tutto il resto della band, un po' italiani, un po' stranieri. E mi ricordo che fu come debutto per la prima volta in uno stadio, fu per me una cosa insomma eccitante, molto quello che desideravo da anni. Ed ora apriamo lo spazio dedicato al nostro primo approfondimento di oggi, che è dedicato ai giovani, agli adolescenti e alla violenza, un tema di grandissima attualità che l'Ordine degli Psicologi del Veneto sta affrontando questa mattina in un convegno in corso a Padova. Adolescenti 3.0 e violenza dentro e fuori la rete, il titolo dell'incontro al quale stanno partecipando numerosi esperti da tutta Italia. Abbiamo in collegamento, e li ringrazio per essere con noi, il dottor Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e Luca Sabatello, neuropsichiatra infantile. Buongiorno, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Dottor Pezzullo, per cominciare, innanzitutto perché avete deciso di affrontare questo tema? Un tema che è di grandissima attualità e che purtroppo come dire, mette in difficoltà e sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie e genitori in questo periodo. Assolutamente, è un tema di assoluta centralità, se ne parla molto sui media, se ne parla molto a livello sociale, e abbiamo deciso di mettere insieme professionisti di vari ambiti proprio per fare una riflessione insieme, per cercare di restituire complessità e lettura integrata a un fenomeno che a volte viene un po' ridotto e semplificato. Abbiamo bisogno di ricostruire un'alleanza importante tra tutte le agenzie educative, il sistema sanitario, il sistema dei servizi sociali, il sistema educativo, il sistema scolastico e tutti i sistemi professionali, per riuscire ad aiutare i ragazzi, i giovani a costruire traiettorie di sviluppo che siano sane e costruttive in un contesto in cui a volte incontrano difficoltà per tanti motivi, dalla marginalità sociale a situazioni individuali specifiche, per cui è necessario dare un supporto che sia anche di natura e di attenzione professionale per prevenire forme di disagio che poi impattano su tutta la comunità. Dalla gang al riscatto, messa alla prova e giustizia riparativa per ricostruire. Questo è il sottotitolo, diciamo, che avete voluto dare all'incontro di oggi, proprio per fornire anche degli strumenti per cercare di affrontare a tutto tondo questa questione così delicata e difficile.
Assolutamente sì, l'obiettivo è quello di costruire una risposta insieme. Io uso sempre l'esempio dello sport di squadra, è una di quelle situazioni in cui non basta, non è sufficiente una risposta mono professionale o di visione, dobbiamo metterci tutti insieme, dobbiamo andare a comprendere quali sono le forme con cui si esprime il disagio, in che modo a volte viene amplificato socialmente o mediaticamente o tramite social, e di andare a costruire alleanze tra tutti i sistemi scolastici, psicologici, giuridici per andare a prevenirlo. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che non ha un servizio di psicologia scolastica strutturata, l'unico in Europa che non ce l'ha, e quello sarebbe un ottimo modo di andare a riconoscere preventivamente forme di disagio, e quindi abbiamo bisogno di andare a investire su servizi scolastici, su servizi sanitari e su reti professionali con tutti i servizi sociali per andare a costruire risposte adeguate. Abbiamo bisogno di capire in che modo si manifesta sul piano di realtà, sul piano virtuale, e andare a costruire quindi un percorso congiunto. Ecco, dottor Sabatello, lei si occupa di neuropsichiatria infantile e quest'oggi si è cercato anche di, come dire, tracciare una sorta di ritratto di quello che è l'adolescente 3.0. Chi sono questi ragazzi? Ma sono adolescenti come sono sempre stati gli adolescenti, ma con in più hanno un accesso a un mondo terzo, che è quello della rete e delle connessioni mediatiche, che prima assolutamente non c'era, e che cambia sia la percezione della realtà, cambia le possibilità di comunicazione, per alcune cose sicuramente le aiuta e le sostiene, per altre cose le riduce. Perciò dobbiamo in qualche modo renderci conto che l'ambiente in cui vivono questi adolescenti è cambiato, ha portato dei cambiamenti importanti nella loro crescita, nella loro educazione, nel modo di percepire le cose, della percezione, della conoscenza, e questo ci porta appunto a vedere la situazione come una situazione molto complessa in cui entrano tanti diversi fattori. Gli adolescenti da una parte sono sempre gli stessi, ma sicuramente il mondo intorno a loro è cambiato, e questo cambiamento si fa sentire anche purtroppo nel campo degli atti relativi, di tutte quante queste violenze a cui noi assistiamo in questi ultimi mesi, insomma, nel senso che la violenza c'è sempre stata, i reati ci sono sempre stati, però in questo momento la violenza espressa è aumentata in maniera indiscutibile, seppure i reati si siano così come numericamente ridotti. Ecco, ma perché secondo lei, dottore, è così aumentata la violenza e che ruolo possono avere i social in tutto ciò? Ma tanto per cominciare, i social hanno portato a forme nuove di violenza, forme nuove di reato, per esempio il cyberbullismo, che è distruttivo e dannoso ancor più del bullismo classico, diciamo. Hanno in qualche modo creato altre forme di delinquenza e di reato, per esempio pensate alla pedopornografia, alla diffusione di materiale proibito in qualche maniera in giro, ai reati sessuali che avvengono in rete. Perciò tante cose sono cambiate effettivamente. Poi dire che tutto questo dipende dalla rete è sciocco e riduttivo. Sicuramente la rete è un aspetto importante perché le comunicazioni ormai avvengono soprattutto attraverso quel sistema, però poi ci sono tutte quante altre situazioni che interagiscono, che sono la situazione sociale, la situazione culturale, la crisi, se vogliamo, di quelli che erano degli aspetti più tradizionali dal punto di vista valoriale. Tutti quanti questi fattori, ma sicuramente è l'insieme delle cose che genera il problema, insomma. Ecco, dottor Pezzullo, questo abbiamo sentito il ruolo dei social, il ruolo invece delle sostanze stupefacenti o comunque delle dipendenze all'interno di questo quadro. Proprio ieri, ad esempio, il CEIS di Treviso ha diffuso i dati relativi al consumo di stupefacenti in provincia di Treviso in questi primi 6 mesi del 2025 e i dati dei ragazzi che si stanno rivolgendo alle strutture per chiedere aiuto, e sono dei numeri davvero allarmanti. Praticamente bambini che provano le sostanze più svariate già dai 14 anni e tantissime ragazze, molte di più rispetto al passato. Che cosa sta succedendo?
Assolutamente sì, anche per quanto riguarda le dipendenze, oltre che per altri fenomeni, stiamo notando un abbassamento dell'età media di inizio d'uso e di abuso di determinate sostanze. La diffusione, la pressione di gruppo, la diffusione di modelli anche e di rappresentazioni inadeguate possono portare appunto a un abbassamento dell'età, e i colleghi che lavorano nei servizi che si occupano di dipendenze segnalano appunto questo tipo di fenomeno. È un elemento che va sicuramente attenzionato e viene collegato anche questo, tutta una serie di dinamiche che possono essere disfunzionali, di marginalizzazioni e devianza in ambito giovanile. E anche qui però torniamo al punto di partenza, la prevenzione, il gioco di rete tra tutte le istituzioni educative, scolastiche, sportive, di rete, che possono andare a intervenire in maniera precoce, perché i segnali di questo tipo di usi e abusi si possono cogliere in diversi contesti, che non sono solo quelli sanitari tradizionali, ma appunto ad esempio anche nel contesto scolastico o nei contesti aggregativi di ordine generale. Allora abbiamo bisogno veramente di una comunità che stia attenta a questi processi. Come diceva qualcuno, serve un villaggio per crescere un bambino, serve una comunità attenta e curante per crescere degli adolescenti e aiutare gli adolescenti a crescere e a sviluppare e a fare tutti i loro esperimenti sociali, senza che però i loro esperimenti sociali e relazionali di costruzione dell'identità vadano su strade che possono essere più disfunzionali e pericolose di quanto possono essere invece costruttive, seppur con tutti gli scossoni e le complessità dell'adolescenza, perché l'adolescenza è comunque un periodo complesso che va riconosciuto come tale, ma che deve essere appunto accompagnato e sostenuto con alternative a situazioni che invece possono lasciare i ragazzi molto soli. Lo vediamo dopo il Covid, l'aumento del disagio psicologico, psicopatologico, giovanile, infantile e adolescenziale è importante, richiede risposte di sistema strutturali. Abbiamo tutti la responsabilità di investire adesso su percorsi di salutogenesi, di generazione della salute, invece che di cristallizzazione di queste situazioni di rischio. Ecco dottore, che cosa si sente di dire e di consigliare anche ai genitori che magari ci stanno guardando in questo momento? Spesso e volentieri assistiamo ad episodi di cronaca che poi sappiamo quando vengono individuati i responsabili, quando vengono individuati i genitori, cadono dalle nuvole, non mai si sarebbero aspettati per esempio che il proprio figlio facesse determinate cose. Assolutamente, questo è frequente. Abbiamo bisogno da questo punto di vista di sostenere chi sostenere i genitori e fornire a tutte le famiglie, a tutti i genitori la possibilità di avviare percorsi, sia nei contesti scolastici che sanitari che sociali, di aiuto, sostegno e accompagnamento nel navigare la genitorialità. L'adolescenza non è solo l'età della vita in cui ci si separa un po' dai genitori, si crea una propria individualità, ma è anche l'età in cui i genitori devono separarsi in parte e aiutare l'adolescente a individuarsi con i suoi spazi di autonomia, ma senza abbandonarlo e senza sentirsi abbandonati. Ora, abbiamo spesso iniziative a supporto della genitorialità nelle prime fasi di vita, poche a supporto della genitorialità per chi ha figli adolescenti. Anche su questo abbiamo bisogno di creare reti, i genitori devono avere la possibilità e devono chiedere aiuto nel momento in cui si sentono in difficoltà, ci sono tutta una serie di servizi a disposizione, consultori, le reti dei servizi pubblici, tutta una serie di attività nel terzo settore a loro sostegno. L'importante è non vergognarsi di chiedere aiuto quando si ha bisogno, perché nel momento in cui abbiamo bisogno chiedere aiuto è il maggiore atto di amore e di cura che possiamo fare per noi genitori e per i nostri figli. Grazie, io vi ringrazio per essere stati con noi e per averci aiutato ad approfondire questo tema così delicato e purtroppo così attuale. Grazie al dottor Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e grazie al dottor Ugo Sabatello, neuropsichiatra infantile. Buona giornata e buon lavoro, so anche che dovete rientrare nel convegno che appunto è in corso. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie. Grazie, noi ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo con altre notizie di cronaca dal Veneto. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della storica sentenza sui FAS del Tribunale di Vicenza, un tema sul quale è intervenuto anche Andrea Ferrazzi, fondatore e presidente dell'Associazione Persone Ecologia Reti. La sentenza è un punto di partenza per attribuire le giuste responsabilità, afferma. Sentiamo.
e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite Marco Sorigliana, in visita al Veneto, aveva definito l'inquinamento da PFAS il più grande inquinamento ambientale della storia d'Europa. E almeno 350.000 veneti contaminati profondamente da questa sostanza, che tra l'altro è causa di innumerevoli malattie, anche molto gravi, e una devastazione tra l'altro anche a livello sociale. Voglio ricordare qui le mamme PFAS che da anni combattono. Una sentenza storica, secondo appunto le mamme No FAS, che ieri hanno dichiarato rappresenta una vittoria per il mondo e le associazioni che si battono a livello internazionale per i reati ambientali. Una valutazione che condivide Andrea Ferrazzi, ex parlamentare del PD e ora presidente e fondatore dell'associazione Persone Ecologia Reti. Di Miteni e FAS, Andrea Ferrazzi si era occupato fin dall'inizio del grave inquinamento, non solo nella sua attività parlamentare. E quindi ieri è un primo tassello, è un tassello che inizia a fare un po' di giustizia, è un inizio di giustizia, perché poi riparare i danni dal punto di vista sanitario non sarà mai possibile, perché riparare i danni dal punto di vista ambientale non sarà mai possibile totalmente. E però è un inizio, non può essere la fine, ma certamente in questo è un buon inizio. Altro grave tema che resta sul tappeto è la questione delle bonifiche del sito della ex Miteni e della rete idrica contaminata. Si apre il capitolo sulle responsabilità di chi dovrà effettivamente farsi carico dei danni. Il pubblico ministero giustamente aveva attribuito tra i crimini commessi ai manager e proprietari dell'azienda Miteni anche reati di carattere fallimentare, in quanto l'accusa che poi è stata recepita dal giudice di ieri è che costoro avevano creato ad arte un fallimento per non rispondere poi dei risarcimenti e delle bonifiche. Qui stiamo parlando di bonifiche radicali che sono necessarie, ad oggi non ci sono, non c'è nemmeno il palancolato, le barriere idrauliche sono insufficienti. Il criterio è che chi inquina paga e quindi questa sentenza deve essere un primo punto di partenza per far sì che ognuno si assuma la responsabilità. E grande attenzione su questo tema anche a Vicenza. Il sindaco Giacomo Possamai spiega l'impegno del comune. È davvero una sentenza storica, nel senso che è la prima che arriva sul tema dell'inquinamento da PFAS ed è frutto di una battaglia incredibile, coraggiosissima, fatta dalle mamme, da tantissimi attivisti che non hanno mai mollato, soprattutto all'inizio, quando il tema era sostanzialmente sconosciuto. È un tema su cui ci deve essere la massima attenzione anche in città di Vicenza. Giacomo Possamai commenta la sentenza sull'inquinamento da PFAS, un fronte su cui il sindaco di Vicenza chiede una legge a livello nazionale. È arrivata la sentenza, ora però devono arrivare i fatti dal punto di vista politico e legislativo, perché ancora non c'è un limite, per esempio, sui PFAS, e quindi è tempo che ci sia una legge in materia. Intanto è attivo l'osservatorio sui PFAS, con un dibattito che ha riguardato soprattutto la zona ovest della città. E sappiamo che perlomeno al momento solo parzialmente siamo stati toccati nella zona ovest della città, ma è altrettanto vero che l'inquinamento da PFAS abbiamo visto come si è allargato nel tempo perché si muove nella falda, e quindi abbiamo creato un osservatorio con degli esperti proprio per seguire questo tema in città, su cui va tenuta la massima attenzione. Il rischio è davvero che l'inquinamento da PFAS non si limiti alla zona che finora è stata più interessata e che vada maggiormente a interessare anche la città e altre zone della nostra provincia. Adesso intanto si affaccia un'estate che cambierà faccia a Vicenza, con l'approdo dei cantieri per l'attraversamento della città da parte della TAV. Ovviamente i lavori della TAV da questo punto di vista sono da seguire con particolare attenzione, ci sono una serie di prescrizioni, per esempio l'acqua deve essere filtrata tramite un macchinario ai carboni attivi proprio per togliere l'inquinamento da PFAS, e ARPAV in particolare, ma tutti gli enti preposti seguono passo passo tutte le attività che vengono fatte durante il cantiere, che devono poi fare un monitoraggio che dimostri come viene prelevata l'acqua, che tipo di acqua è. Quindi su questo anche come amministrazione comunale, siccome siamo parte del tavolo di monitoraggio ambientale coordinato dalla Regione, faremo la nostra parte.
Restiamo nel Vicentino, andiamo a Valdagno per parlare del Ponte dei Nori, crollato lo scorso aprile a seguito di un'ondata di maltempo, e nel crollo persero la vita padre e figlio Leone e Francesco Nardone. Bene, servono 620.000 euro per la rimozione e la messa in sicurezza, oltre alla sistemazione della viabilità dell'area. Luisa Bertini. Due interventi urgenti che riguardano il Ponte dei Nori, parzialmente crollato con il maltempo di aprile e dove persero la vita padre e figlio. Zona transennata che si punta a mettere in sicurezza e a ripristinare in termini di viabilità su via Fermi. Per questo l'amministrazione ha approvato una variazione urgente di bilancio per stanziare 620.000 euro che consentiranno di realizzare un duplice intervento: la sistemazione dell'area interessata dal crollo del manufatto, comprensiva della rimozione del ponte pericolante e della porzione adagiata sul Greto del Lagno grazie ad un investimento di 380.000 euro, e la modifica della rotatoria per permettere l'innesto da sud sulla strada che porta al tunnel per Schio, bypassando via Sette Martiri e viale Trento. Per questo secondo intervento stanziati 240.000 euro che consentiranno di realizzare un primo stralcio dell'opera con la riapertura del passaggio in entrambi i sensi. Gli interventi saranno finanziati con l'avanzo di amministrazione. Vi sarebbe una necessità di spesa di circa 4 milioni di euro per procedere agli interventi di ripristino indispensabili. Abbiamo di contro a disposizione la somma di circa 1.200.000 euro derivante dall'avanzo di bilancio del 2024, che è immediatamente spendibile. Pertanto si è dovuto procedere tra le priorità a scegliere quelle immediatamente indispensabili. Tra di esse vi è il ripristino del traffico all'ingresso sud di Valdagno, quindi alla rotatoria del Ponte dei Nori, per permettere l'ingresso in via Fermi e regolarizzare in tal modo il traffico cittadino, che è stato molto compromesso negli ultimi mesi. Abbiamo poi necessità di una spesa importante di circa 400.000 euro per la rimozione del Ponte dei Nori che è crollato. Abbiamo inoltre la necessità di una spesa importante per interventi per la sicurezza dei cittadini, ed infine abbiamo scelto di operare tutta una serie di interventi, cito ad esempio la sistemazione di via Dalmazia, che risultano prioritari rispetto ad altri. Cambiamo argomento, andiamo a Pederobba, dove è iniziato questa mattina il primo dei campi alpini dedicato ai giovani. Ci aggiorna Lucio Zanato, sentiamo. Mi trovo a Pederobba, nell'area delle Opere Pie, e si è appena concluso il primo atto ufficiale di questo campo scuola, del campo scuola degli alpini. Anch'io sono protezione civile, sono con Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale Alpini. Presidente, insomma, un appuntamento che si rinnova, siete stati tra i primi a portare avanti questa iniziativa. Sì, è vero, è una proposta che noi abbiamo fatto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e per l'8ª volta ci troviamo qui a svolgere questo campo scuola che inizia oggi con i ragazzi dai 13 ai 16 anni e che ha come obiettivi sicuramente la conoscenza degli elementi base della protezione civile, perché appunto la protezione civile è ciascuno di noi, e quindi i ragazzi possono acquisire quelle informazioni che poi potranno sviluppare anche negli anni a venire. E in un contesto, il nostro del mondo alpino, che cerca di trasferire a questi ragazzi anche determinati valori, quelli che noi cerchiamo di proporre, quindi l'amicizia, la fraternità, il rispetto reciproco. Ecco che quindi anche il caposcuola ha delle regole, come è giusto che sia, a cui i ragazzi dovranno attenersi, e poi però potranno vivere anche quel senso di comunità che sta alla base di tutto. Ecco, oltre una trentina di ragazzi, voi avete avuto anche, come dire, avete cercato di fare
spazio perché avete avuto tantissime domande. Certo, gli spazi ci consentono, anzi le direttive che ci arrivano dal Dipartimento ci consentono di avere al massimo un numero di circa 30 ragazzi, siamo in 34, 9 ragazze e i ragazzi, quindi alla fine un numero significativo che ci porta anche quest'anno appunto ad interagire con questi giovani che arrivano sempre carichi di voglia di stare assieme. Esatto, è un segnale importante perché in realtà allora questi giovani cercano di capire, cercano anche chi gli insegni le regole? Assolutamente sì, a mio modo di parere, a mio modo di vedere, certamente la famiglia è l'elemento fondamentale, ma poi giustamente i ragazzi hanno anche bisogno di conoscere, di avere dei riferimenti al di fuori della famiglia ed è giusto che delle strutture anche come la nostra associazione possano proporre dei riferimenti chiaramente positivi per loro e quindi i ragazzi spesso sono visti come indolenti o magari con poca capacità di conoscere, invece non è così. Se sono opportunamente stimolati nel modo giusto, con le persone giuste, riescono a capire e anche a dare molto di più di quello che noi diamo loro. Insomma, è un modo per prepararli ad entrare nella società da persone adulte? Assolutamente, devono entrare passo dopo passo nei meccanismi della nostra società, tant'è che nel campo scuola sono previsti anche incontri proprio con gli altri enti, strutture della nostra comunità, con i vigili del fuoco, con i carabinieri, con la finanza, proprio per capire che comunità vuol dire un insieme di elementi, ciascuno che opera nel mondo particolare in cui appunto che conosce, ma poi per avere un obiettivo comune che è quello del noi, cioè quello della comunità. Ecco, ci sono anche i doveri, qui puliranno i bagni, prepareranno le colazioni, marceranno in montagna anche. Certamente sì, le regole prevedono ci si alza il mattino alle 7, poi c'è l'alzabandiera, poi la colazione, poi c'è l'attività, poi il pranzo e il momento di svago ci sarà anche quello ovviamente verso sera con una piccola licenza per pochi minuti per l'uso del cellulare, ecco, che viene... Esatto, questo è il vero punto dolente. Come siete riusciti a fargli accettare di non avere sempre il cellulare in mano? Ma in realtà forse siamo noi adulti che non riusciamo a far capire ai giovani che si può vivere anche senza cellulare. Chiaro, per certe cose è indispensabile, però per la maggior parte del nostro tempo possiamo benissimo trascorrerlo senza essere sempre assillati dal messaggio, dalla mail o dalla chiamata che arriva. Senta, qual è il suo desiderio al termine di questa settimana che riuscissero a portarsi a casa questi ragazzi? Beh, innanzitutto il senso di amicizia, la condivisione, quindi il fatto di legare, di conoscere nuove persone e magari anche di aspettarci per il prossimo anno, come è già successo, che si ricandidino, che si propongano di nuovo per frequentare magari anche altri scampi scuola. Questo è quello specifico per la protezione civile, ma l'Associazione Nazionale ha attivato anche quest'anno 13 campi scuola in tutta Italia, quindi il percorso potrebbe essere questo e questo sarebbe per noi una grande soddisfazione. Tra l'altro tutti i ragazzi delle medie, giovanissimi. Sicuramente sì, della seconda e terza media, quindi è il target che ci viene dato anche dalle indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, sia per la necessità di proporre un determinato programma che chiaramente va calibrato anche in base all'età dei partecipanti. Però il noi prima dell'io, questo sarebbe l'obiettivo da raggiungere per questi ragazzi. Questo è l'obiettivo che sicuramente il senso di comunità è quello che vuole anche trasmettere il Dipartimento, ma noi come alpini diciamo sempre questo è l'obiettivo nostro, cioè costruire il noi prima dell'io. È vero che verrà a trovarli anche il Presidente nazionale? Sì, così ci è stato promesso e sicuramente lo farà come ogni anno, quindi l'aspettiamo probabilmente a metà della settimana qui al campo scuola. Grazie Presidente, a voi la linea. Grazie allora a Lucio Zanato per questo contributo sul primo campo scuola degli alpini a Pederobba. Torniamo ora a Padova per parlare della campagna contro gli stereotipi di genere che partirà il 1° luglio. Uomini di ogni genere si intitola, promossa dal Comune di Padova, ma è polemica. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari della
della Lega dice che in città mancano gli amministratori. Sentiamo. Nicola Casalingo, Mirko Bada la nonna, Giuseppe Sitrucca e poi Ale e Thomas. Sono i volti sorridenti di 5 uomini, quelli che da martedì prossimo e fino alla fine di luglio proporranno ai padovani in 150 manifesti di riflettere sull'urgenza di superare gli stereotipi al maschile e al femminile con la campagna Uomini di ogni genere. Molte volte si parla di questa crisi della mascolinità, l'idea che ci siano persi riferimenti, che il maschile non sappia più dove guardare, ma in realtà non è così vero. Nel senso che è vero che stiamo piano piano purtroppo non del tutto abbandonando alcuni schemi cristallizzati, è vero che è più complicato trovarne altri, ma il segreto è quello di guardare a questi altri modelli e anche capire che non è necessario avere un solo modello, no? Che la mascolinità come la femminilità hanno molte sfaccettature. In Italia il 75% del lavoro di cura non retribuito è ancora a carico delle donne. Ridurre questo squilibrio punta a responsabilità condivise per il bene di tutti. C'è bisogno nella nostra comunità che anche gli uomini si interroghino sul loro ruolo all'interno della società, sul loro ruolo all'interno della famiglia e è una riflessione che però possiamo fare insieme, uomini e donne, senza pregiudizi e stereotipi, ma ascoltandoci l'uno con l'altro. Sull'opportunità di una simile campagna presentata a Palazzo Moroni dall'assessore alle pari opportunità Margherita Colonnello è intervenuto Andrea Ostellari, senatore della Lega e sottosegretario alla giustizia. Padova ha uomini di ogni genere ma zero amministratori, sottolinea. Mentre i cittadini chiedono meno traffico e più sicurezza, l'assessorato alle politiche di genere lancia una campagna comunicativa di dubbio gusto e nessuna utilità. Blackout ripetuti che si sono registrati nelle scorse ore nel territorio delle terme della provincia di Padova. Federalberghi Terme ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di hotel di Abano, in particolare di ripetute interruzioni del servizio di energia elettrica, interruzioni che stanno creando disagi alla clientela, oltre ai danni agli impianti tecnologici, alle pompe al servizio delle piscine e ai condizionatori, con conseguenti costi anche molto ingenti per le strutture. Il presidente Walter Poli ha informato il sindaco di Abano. Questi blackout, sottolinea il presidente di Federalberghi Terme, evidenziano la necessità di interventi per aggiornare la rete alla domanda. Blackout si sono registrati anche a Padova in zona Guizza, pare a causa del grande caldo e dell'uso ovviamente di energia elettrica per i condizionatori. Torniamo a Treviso ora per parlare delle tensioni che ci sono state in Consiglio Comunale, nel quale sono emerse le nuove linee sulla viabilità cittadina, sui parcheggi e su quella che sarà l'area nella quale sorgerà il nuovo terminal delle Corriere. Davanti a Luca De Carlo, Giovanni Donzelli e Claudio Borgia, in poche parole una parte dello Stato Maggiore di Fratelli d'Italia, il Consiglio Comunale andato in scena a Palazzo dei 300 ha visto da un lato la tregua tra Lega e Fratelli sul documento che citava Nordio sulla certezza delle pene, dall'altra grande tensione tra maggioranza e centrosinistra sulla questione della sicurezza in città, come l'uso dei taser alla polizia locale e la nuova viabilità cittadina. Con l'approvazione della variante urbanistica, infatti, la nuova stazione delle Corriere all'ex Cuor inizierà a compiersi dal 2026, ma soprattutto il Park della Vittoria viene definitivamente abbandonato. Ci siamo resi conto che l'iter amministrativo ha un periodo di gestazione così lungo da non essere più coerente con la richiesta immediata di parcheggi in città. Ora resta da trovare l'accordo con Parcheggi Italia, la società che deteneva i diritti sul Park Vittoria, poi il quadro operativo sarà delineato. L'iter di realizzazione dei parcheggi vedrà il Cantarane e il Via Foscolo, poi la risistemazione del patinodromo a raso, quindi senza più scavare, la realizzazione di nuove aree di sosta in Via Lancieri di Novara e poi il parcheggio di Via Dandolo a ridosso della stazione sul versante naturalmente di San Zeno.
Bocciato invece il parcheggio sopraelevato nella nuova stazione delle Corriere. È stata respinta un'osservazione che prevedeva la richiesta di poter fare un parcheggio sopra la nuova autostazione e che quindi con ingresso diretto dal cavalcavia, che è un progetto che ci piace e che quindi in futuro potrà essere coltivato, ma che in questo momento avrebbe modificato in maniera sostanziale la variante e quindi ne avrebbe ritardato l'esecuzione. Dall'altra parte Antonella Tocchetto ricapitola le critiche dell'opposizione, prima sul taser alla polizia locale. Non si capisce neanche se il personale della polizia locale è anche preparata per utilizzarlo. Ricordiamo il caso che è successo a Verona, dove è stata uccisa una persona. Sono armi molto delicate e bisogna fare dei ragionamenti molto seri. Poi sull'operazione del cuore. Questa operazione ci lascia abbastanza, dubbiosi. Vedremo alla fine del percorso che cosa succederà. Ho visto però un De Checchi molto in difficoltà sull'argomento, perché probabilmente anche lui ritiene che questo ampliamento forse non si doveva fare. Ma nel caso del Cantarane dovrebbe anche riconoscere che l'operazione Manillo era un'operazione giusta. E infine neanche per il presidente Antonio Dotto, quando si è discusso sulla mozione sicurezza. La cosa che a me dispiace è che mentre stavo intervenendo, proprio perché ero, molto forte nel discutere questa mozione, il presidente Dotto mi ha tolto la parola, e questo io l'ho trovato molto irriguardoso nei confronti di un consigliere che deve avere la possibilità di esprimere le proprie idee. Restiamo a Treviso. È iniziato ieri e proseguirà fino a lunedì l'abbattimento di alcuni alberi nel quartiere di Santa Maria del Rovere, e fioccano le critiche dei residenti. Un ramo dopo l'altro, se n'è andato così uno degli storici lecci di via 55esimo Fanteria, destinato all'abbattimento perché malato, come hanno detto gli esperti agronomi, e anche a rischio cedimento, come ha sottolineato l'amministrazione nei giorni scorsi. I cittadini del quartiere però non sono così convinti e regna comunque la tristezza per vedere andar giù una creatura viva, come già era accaduto col cedro della Piazza Martiri. Però è una tristezza, sì, perché questo è un bel viale alberato, fa ombra alle case, ci si può passeggiare e trovarsi in continuazione alberi che vengono tolti. Era stato anche creato un comitato di quartiere proprio per monitorare gli abbattimenti dovuti ai lavori di rifacimento della piazza, e ai cittadini era stato promesso che non ce ne sarebbero stati altri. Volevano abbattere più di un centinaio di alberi, tanti, e il comitato di quartiere era riuscito a far decidere al comune di diminuire la quantità di alberi da abbattere. Adesso non so esattamente la quantità, potevano essere un'ottantina, ma potrei anche sbagliarmi. Perciò la valutazione sugli alberi che erano veramente da abbattere perché malati era già stata fatta, e non sono passati 15 anni da quella valutazione, ne sono passati quanti? 5, 6? Quindi alberi malati adesso, secondo me c'è qualcosa che non quadra. Quello che non torna è anche la questione dell'enorme cedro del Libano, che non aveva mai dato problemi. Anche il cedro del Libano che c'era lì in piazzetta, alto più del palazzo, sanissimo, abbattuto dalla mattina al pomeriggio, e non aveva nessun problema quell'albero. Anche questo leccio era sano, la pianta lo era, ma le radici no. Il pooling test avrebbe infatti stabilito che la sua stabilità e la sua resistenza non erano più sostenibili od ottimali. E alla signora viene qualche dubbio sulla reale necessità dei tagli. Probabilmente ci potrebbero essere soltanto anche degli interessi economici a spendere del denaro pubblico, semplicemente. Partito con un incontro tra amministratori locali, rappresentanti delle categorie economiche e tecnici, il tavolo che riscriverà il piano urbanistico della provincia di Padova. PTCP, una sigla che sta per Piano Tecnico di Coordinamento Provinciale. Un grande piano urbanistico per la provincia di Padova, quindi fermo ai primi anni del 2000, che ora verrà rivisto e rimodulato, correggendo gli errori e facendo sistema con tutti gli attori che sul territorio vivono e lavorano.
capofila la provincia di Padova. Un piano globale che riguarda tutto il territorio di 101 comuni che oggi abbiamo ufficialmente iniziato ad aggiornare. Terminata la fase delle analisi, quindi terminata la fase di messa al sistema dei dati di tutto il territorio provinciale e di tutte le pianificazioni dei singoli comuni, oggi iniziamo questa fase di riprogettazione del piano andando ad aggiornare quello che era il piano fatto negli anni 2000. L'obiettivo è quello di ragionare e pianificare quella che sarà la Padova, la provincia di Padova da qui al 2050, quindi per i prossimi 20-25 anni. Ora in provincia, grazie al coinvolgimento di tecnici e tutti gli stakeholders, si scriverà un piano per riorganizzare in maniera lungimirante il territorio. Una revisione degli asset del sistema produttivo, che è il sistema trainante, quindi un ripotenziamento di quello che è il sistema di poli produttivi per contrastare la frammentazione e la dispersione in aree non idonee e al tempo stesso andare a sviluppare le reti infrastrutturali di collegamento in modo da gestire in maniera coordinata quello che è lo sviluppo urbanistico dei singoli territori, andando proprio a vedere, a pianificare, a immaginare una provincia di Padova nei prossimi anni dove si risolvono i problemi, dove si pianifica in maniera intelligente e coerente, ma soprattutto con il territorio. Nel Bellunese ora inaugurato ieri a Puos dal Pago lo nuovo sportello dell'INPS. Un centro che si riempie di servizi, è quello che accade a Puos dopo la fusione che ha portato alla creazione del comune di Alpago. Inaugurato il punto utente evoluto dell'INPS, dedicato con una targa al Giovanni Dazzi, dirigente dell'ente prematuramente scomparso, che aveva promosso la creazione di INPS per tutti, che pensando ai più fragili coinvolgeva Belluno, Feltre e Alpago. Noi siamo fermamente convinti che portare i servizi vicino al territorio sia l'unica strada possibile e percorribile per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini che abitano in Alpago. Questo nuovo sportello, questo nuovo punto evoluto INPS servirà appunto per avvicinare i cittadini a tutti i servizi forniti dall'INPS in una maniera innovativa e siamo convinti che questo farà sicuramente bene al nostro territorio. Dopo il punto ULS, questa volta tocca dunque all'INPS con il punto utente evoluto. In alcune zone, in alcuni territori, in alcuni contesti, oggettivamente l'INPS non riesce a garantire la presenza fisica. Allora il punto evoluto è la collaborazione tra INPS e altri soggetti, in questo caso il Comune, per realizzare una postazione dove le persone possono recarsi fisicamente e avere un'assistenza e si collegano ovviamente in maniera virtuale, quindi tramite un collegamento da remoto con l'operatore dell'istituto che tramite telecamera ha una conversazione, ha un chiarimento, può vedere il personale dell'istituto ovviamente la posizione del singolo e poter ovviamente fornire i chiarimenti, quindi è comunque un contatto diretto con l'istituto. Goletta Verde promuove la costa veneta. Tutti gli 11 monitoraggi effettuati quest'anno sono risultati entro i limiti di legge, compresi i 2 che l'anno scorso risultavano particolarmente inquinati. Arrivano buone notizie dai dati del monitoraggio lungo le coste venete della 39esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Lega Ambiente. Risultano infatti entro i limiti di legge tutti gli 11 punti campionati. Ciò significa che è rientrata l'emergenza dell'anno scorso in 2 punti che risultavano fortemente inquinati. La foce dell'Adige tra i comuni di Chioggia e Rosolina e la spiaggia a destra della foce del Po delle Tolle in località Barricata nel comune di Porto Tolle. I punti critici, più critici monitorati negli scorsi anni sono rientrati quest'anno nei parametri. Il segnale che sulla depurazione si sta mettendo molta attenzione sia da parte dei comuni costieri sia da parte dei comuni dell'entroterra attraverso quello che arriva con i fiumi e quindi quello che poi andiamo a riscontrare alle foci dei fiumi. I prelievi lungo la costa veneta quest'anno sono stati effettuati dalle volontarie e dai volontari di Goletta Verde il 4 giugno. Sugli 11 punti previsti per il monitoraggio, 6 sono stati effettuati in mare, i restanti 5 in corrispondenza di foci di fiumi e canali. In provincia di Venezia sono stati campionati 3 punti a Caorle, 2 a Chioggia e 2 a Cavallino Treporti, la laguna del Morta e Eraclea Mare, la foce del Piave al Lido di Jesolo e per finire le foci del Brenta e dell'Adige, risultata questa fuori dai limiti lo scorso anno. I volontari e le volontarie che hanno svolto i campionamenti qui in Veneto hanno trovato cartelli relativi alla qualità delle acque solo in 3 punti e cartelli di divieti di balneazione solo in 1 punto. Chiediamo quindi alle amministrazioni di implementare la cartellonistica per
garantire a turisti, bagnanti, cittadini e cittadini maggiore sicurezza e anche all'ecosistema una maggior tutela. 2 infine i punti in provincia di Rovigo, entrambi in comune di Porto Tolle. La foce del Po in località Boccasette e la spiaggia a destra della foce del Po di Tolle in località Barricata, risultata fuori dai limiti lo scorso anno. E restiamo sul litorale veneziano, vediamo come sta andando questo inizio di stagione a Cavallino Treporti, capitale europea del turismo plein air. Se i ponti di primavera, come Pasqua e il 1° maggio, avevano già fatto registrare un'occupazione superiore al 50%, le festività tedesche di Pentecoste, Ascensione e Corpus Domini hanno fatto impennare l'occupazione media all'83%, l'1-2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Cavallino Treporti la stagione 2025 è iniziata con la conferma del richiamo verso i consolidati flussi turistici da Germania, Austria e Svizzera. Si sta aprendo anche una nuova tendenza che è quella del mercato dell'Est Europa, quindi Polonia, Repubblica Ceca, che sono mercati interessanti e che vedono nel turismo all'aria aperta un mercato di interesse. I dati previsionali per luglio e agosto indicano una sostanziale stabilità rispetto al 2024. Quella che si nota nel corso degli anni è però una trasformazione nei comportamenti dei turisti. Una tendenza che vediamo è che i periodi si stanno un po' accorciando rispetto agli anni passati, i decenni anche passati, i periodi di vacanza diventano sempre più brevi e magari ripetuti nel corso della stessa estate. Le stesse persone magari vengono più volte durante la stessa stagione. Il 2025 è un anno speciale per Cavallino Treporti, che celebra i 70 anni di turismo, una storia in cui si è anche riusciti a trasformare i problemi in opportunità. Mi viene in mente il periodo delle alghe degli anni fine anni 80, che però ha visto la nascita all'interno delle strutture di importanti parchi acquatici e quindi di una evoluzione. Ricordiamo tutti il periodo del Covid più recente, ma anche lì ha visto una riscoperta proprio del nostro tipo di vacanza per la ricerca dell'aria aperta e degli spazi che la nostra offerta caratterizza. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Subito dopo la sigla, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci.